Emozioni dal vivo, la Contrada. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo con Livia Amabilino, la presidente del Teatro La Contrada, il Teatro Stabile. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, quest'oggi parliamo di spettacoli importanti, ma in particolare di un progetto che è dedicato a Pierpaolo Pasolini. Sì, è un progetto all'interno di questo grande bando che la Regione Friuli Venezia Giulia ha voluto dedicare a questo grandissimo intellettuale e che appunto per quanto ci riguarda consiste nella realizzazione di un progetto diciamo complesso, perché ha avuto tanti attori e a noi piace soprattutto perché ha coinvolto i giovani, e quindi, è un nostro pallino fare delle attività che coinvolgano le scuole, e in questo caso è un progetto che è nato anche insieme a un liceo di Gorizia, che D'Annunzio, che appunto ha elaborato insieme a noi un testo su Pasolini insieme a Diana Hebel, ma insieme alla realizzazione di questo testo, che poi diventerà uno spettacolo in giugno, anche invece ha coinvolto tutta una serie di artisti, invece di studenti del conservatorio, e che hanno creato insieme ai nostri artisti un'installazione al Teatro dei Fabbri che appunto fra poco verrà inaugurata l'8 di maggio, in cui ci si potrà immergere in questa figura di questo grande intellettuale. Uno si chiede: ma che cosa sono le installazioni? Ecco, sì, è un po' un qualcosa di moderno, no? Di molto moderno. Ma noi abbiamo, diciamo, imboccato questa via con le residenze artistiche, e da lì abbiamo coltivato, diciamo, questo aspetto più contemporaneo del teatro e delle arti figurative, e che coinvolge la musica, i video, le installazioni. Abbiamo spogliato il nostro piccolo Teatro dei Fabbri delle seggioline, quindi l'abbiamo reso un unico grande spazio, anzi un piccolo teatro, però insomma uno spazio più grande, e vedremo chi sono questi giovani artisti. Hanno realizzato un'installazione che significa realizzare delle strutture, realizzare delle proiezioni, creare delle musiche originali, musiche contemporanee, certo, in questo caso, è uno studio su Pasolini. A che cosa serve fondamentalmente? Fondamentalmente serve un approccio anche più semplice. Tu entri in questo spazio, ascolti delle parole, in questo caso la voce stessa di Pasolini, e vedi anche dei video, e sei immerso in un ambiente, se vogliamo dire così, un'ambientazione che ti crea delle sensazioni. Quindi oltre, diciamo, a stimolare la mente, è anche un modo immersivo per entrare a contatto con quello che magari qualcuno può pensare qualcosa di difficile, di arduo da leggere, eccetera. Prima di tutto io vorrei anche in qualche modo spezzare una lancia per il povero Pasolini, perché adesso, a furia di queste celebrazioni, diciamo, pensano tutti, insomma, sia un intellettuale appunto noioso, difficile da affrontare, è complesso, un rischio di queste monografie, diciamo, dovute ad anniversari. E invece è molto vicino a noi, è anche molto giovanile, molto un contestatore, intanto un contestatore del suo tempo, che fondamentalmente è il secolo del Novecento, no? Quindi, ed è un artista a tutto tondo, perché si occupò non solo di poesia, come certo, lui cominciò, ma anche ovviamente di teatro, di cinema tantissimo, di giornalismo, di romanzi, e io ho visto anche una bellissima mostra a Roma anche di pittura, cioè fu anche un ottimo pittore, un ottimo disegnatore, quindi veramente una figura di intellettuale a tutto campo, diciamo. Un intellettuale che parla ancora ai giovani d'oggi. Che parla ancora ai giovani d'oggi. Che si vede ancora molto, no? Diana mi raccontava questi ragazzi che chiedevano: conoscete Pasolini? No. Conoscete no. Però appena ha cominciato, diciamo, in qualche modo a leggere qualche affermazione, a mostrare qualche immagine, si sono interessati, appassionati, no? Come sempre dico io, la parola cultura spaventa, ma in realtà poi la fruizione della cultura, se fatta in un certo modo, è divertente, cioè quindi coinvolgente. Tanto mi piace ricordare chi ha fatto questa installazione. Nasce da un'idea di Mario Bobbio e Enza De Rose,
le installazioni sonore che sono in collaborazione con la classe di musica elettronica del Conservatorio Tartini, ringraziamo il professor Bonetti naturalmente della collaborazione, anzi guarda, adesso non mi ricordo esattamente i nomi, ma li troveremo in qualche modo. Sono stati dei ragazzi che veramente hanno creato delle sonorità molto particolari, e poi ci sono tutta la parte video che è stata creata da Paola Pisani, che è un'artista nostra che già ha collaborato con noi diverse volte, e ancora da un altro diciamo studente dell'università del Conservatorio di Trieste, e poi dallo stesso Mario Bobbio, con questa straordinaria, diciamo, sempre supervisione di Diana Hebel, che è un'attrice ma è soprattutto diciamo una dramaturg, come si usa dire adesso. Benissimo, quindi questa diciamo la prima parte, no, del progetto, ma non c'è soltanto questo. No, ma poi volevo solo dire che un'altra cosa che hanno inventato è questo brindisi a Pasolini, proprio per in qualche modo sdrammatizzare quello che è questa immersione, che poi dura 20 minuti e va in loop, quindi si può andare come si va a una mostra d'arte. Quindi alle 18 di ogni giorno di questa installazione ci sarà un brindisi al poeta. Oltre a questo, in realtà l'attività della Contrada continua, è finita la stagione con una grandissima Lella Costa che ci ha veramente sorpreso per la sua bravura e per il suo talento, e si conclude anche questa trilogia così fortunata che è stata questo Tris Trieste. Sì, noi abbiamo questa caratteristica anche di rappresentare il territorio, quindi abbiamo cominciato con dei giovani che hanno presentato i Barbieri di Trieste, poi invece c'è stata Ariella, Marzia Postogna, Valentino Pagliei e il nostro Ipavez, che hanno fatto uno spettacolo che è andato benissimo, a cura dell'Associazione dell'Operetta, e poi concludiamo in maniera assolutamente spensierata con Sghiri Beats, con Furian, con Maxino, con Serafini, con Prestinenzi, con Gualtiero Giorgini, che ci faranno, che ci faranno ridere, che ci faranno ascoltare le canzoni, che ci faranno pensare com'è il loro stile, diciamo. Ecco, quindi si torna insomma alla triestinità, davvero, ecco, li vediamo i protagonisti, noi li abbiamo visti. Sì, perché poi naturalmente Furian ha le sue, come dire, le sue figure, diciamo, iconiche che ripercorre, riattualizza. Che conosciamo molto bene, che conoscete, anche qui da noi, il 18 maggio, vero? Il 18 maggio al Teatro Bobbio. Poi c'è ancora una cosa che ci piace ricordare, in un altro settore importante della Contrada, che ormai diciamo è 45ennale, è il Teatro per l'Infanzia e per la Gioventù, e in collaborazione con il Festival del Mare proponiamo storie di pirati e di sirene a cura di Daniela Gattorno. Abbiamo fatto un sacco di sold out quest'anno di Teatro Ragazzi, è ricominciato alla grande al Teatro dei Fabbri il 13 maggio alle ore 17:30. Ecco, vediamo qui le foto della presentazione del festival. È un festival ricco, molto diversificato, naturalmente, che naturalmente presenta manifestazioni anche molto più grandi, più importanti, che riguardano proprio il mare in se stesso e le sue problematiche, sia nella sua bellezza che nelle sue fragilità, naturalmente. Infatti ce ne occupiamo, chi meglio di Trieste, no? della città di Trieste, può occuparsi del mare e delle tematiche. C'è anche appunto tutto il programma dedicato ai ragazzi, ancora una volta, no? Ai ragazzi, quindi ai più giovani, che recepiscono questo messaggio. Assolutamente molto con un linguaggio molto semplice, dedicato ai bambini più piccoli. Fra l'altro dico anche una cosa che appunto annuncio per la prima volta: faremo un testo di teatro per ragazzi da un testo di Corrado Premuda, che è teatro di figura, con delle invenzioni meravigliose di Andrea Stanisci, che cura la scenografia
e la regia e la riduzione del testo, quindi che vedremo in agosto però. Vedremo in agosto, è bello che abbiate pensato sicuramente di ricordare questa grande persona, davvero. Certamente, è un amico. Un grande amico del teatro di Trieste tutta, davvero, Corrado Premuda. Tornando invece a Pasolini, dicevamo prima non soltanto appunto tutta la questione dell'installazione, non solo l'installazione, con tutte le manifestazioni appunto dedicate, ma anche uno spettacolo vero e proprio che sarà più avanti. Però, uno spettacolo che verrà presentato all'interno di Let's Play, che è questa rassegna che all'interno di Trieste Estate cura il Miela, il Teatro Sloveno e la Contrada. È un testo realizzato per questo progetto da Diana Hebel, a partire da una raccolta di articoli di Pasolini, che poi formeranno un libro che si chiamerà Il Caos, in cui lui dialoga con molti intellettuali del periodo, e naturalmente lui è stato una figura assolutamente controversa in un periodo in cui poi gli stessi intellettuali, anche quelli che magari erano dalla stessa parte, però si dividevano in coloro che erano più sperimentatori e alcuni altri invece che erano più impegnati, se vogliamo, in un discorso sociale, e Pasolini fa un discorso assolutamente originale per l'epoca del suo tempo, e fu osteggiato tantissimo, e questo aspetto ritorna nello spettacolo di Diana, facendolo appunto colloquiare, a volte anche in disaccordo con i grandi personaggi, diciamo, del suo tempo. Diana ha sempre percorso questo teatro di narrazione anche con noi, abbiamo visto le figure della Hack, abbiamo visto tanti aspetti, si è occupata di tanti aspetti anche della scienza, quindi è un'attrice di grande esperienza, e poi anche ha un rapporto con i giovani molto, molto stimolante, riuscendo appunto, perché per esempio una parte della scenografia dell'installazione verrà portata sul palcoscenico dello spettacolo, che vedremo al Museo Sartorio in giugno. È un lavoro quindi che racchiude insomma un vero e proprio progetto, no? Dedicato a questa. Sì, è un progetto appunto di cui noi siamo grati alla Regione, perché chiaramente, anche se era nato a Roma, però Casarsa è stato gli anni della formazione di Pasolini. Lui ha fondato anche un'istituzione che ha coltivato il dialetto cioè la lingua friulana, e questa sua attenzione alla lingua è anche una cosa estremamente interessante, estremamente attuale, perché in realtà la conservazione dei dialetti, la valorizzazione dei dialetti, dei dialetti, in questo caso la lingua, perché il friulano è considerato lingua non dialetto, è una cosa che è arrivata più tardi, no? Perché c'è stato un lungo periodo di svalutazione, quindi Casarsa è un suo luogo di elezione, e quindi è giusto che la Regione ne abbia così voluto celebrare i 100 anni dalla nascita. È chiaro, quindi questo spettacolo lo vedremo a giugno, dicevamo appunto al Miela, giusto? Mentre tornando al Miela, scusate. Lo vedremo al Museo Sartorio, lo spettacolo, all'interno di Let's Play, però in collaborazione con il Miela, quindi salutiamo i colleghi a cui vogliamo bene. Quindi continuano, no, queste collaborazioni che vi hanno visto insieme, non soltanto il Miela naturalmente, con anche altri teatri, anche per le rassegne estive. Assolutamente, ma anche ci sono progetti di collaborazione anche con il Teatro Sloveno, quindi diciamo questa triade collabora da molti anni. Continua. A Trieste ovviamente è una città che, seppur una città di media dimensione, però insomma fra di noi c'è un grande spirito di collaborazione e di fare le cose insieme, quindi poi mi piaceva anche vedere questo fading Pasolini, il caos in dissolvenza. Caos ovviamente ricorda il titolo, il caos dello spettacolo, e in dissolvenza appunto perché poi ci sono questi video, alcuni sono della RAI, abbiamo dovuto chiedere appunto il permesso, i diritti alle teche RAI di poterli sia in sonoro che appunto in video.
Chiaro, quindi è davvero un progetto interessante e che coinvolgerà, abbiamo detto, anche i giovani, no? I più giovani proprio a livello di creazione. A livello di creazione, sì, dare spazio. Noi lo facciamo con le residenze e ci è piaciuto farlo anche in questo progetto. I giovani artisti devono essere sostenuti per quanto è più possibile, perché ci deve essere un ricambio generazionale, quindi anche utilizzare linguaggi diversi, anche se a qualcuno magari storcerà il naso oppure non sarà così soddisfatto da una parte, però avrà la possibilità di vedere un teatro di narrazione che è, diciamo, una grande tradizione, dall'altra parte però potrà magari vedere qualcosa di diverso. C'è anche qualcosa di più innovativo. Di più innovativo, no, non ce lo diciamo da soli, ma ecco, però, quello è l'intento almeno. L'intenzione è quella, senza dimenticare, come dicevamo, appunto il grande divertimento, che poi è la caratteristica, no, del Teatro della Contrada, abbiamo detto, insomma, con questo spettacolo che chiude la trilogia. Chiude l'ultimo, forse è un esperimento che riprenderemo anche l'anno prossimo, è come dire, un lato della nostra attività a cui noi siamo affezionati. Fra l'altro anche questa è un'anticipazione, l'anno prossimo la stagione comincerà con uno spettacolo in dialetto molto particolare, di cui però non sveliamo ancora titolo e protagonisti, ma insomma sarà un po' diverso da quelli degli anni scorsi. Diverso dagli anni scorsi, però sempre nella tradizione naturalmente del dialetto, sì, dialetto. Certo. Continuerete naturalmente anche con la promozione degli spettacoli per i ragazzi. Da che età arrivano i bambini e i ragazzi? In realtà arrivano piccoli, no? Piccolissimi, sì. Spesso, fra l'altro non pagano quelli che hanno 1 anno e mezzo, spesso arrivano in braccio ai genitori che portano i bambini più grandicelli e poi se li portano dentro. E devo dire che una volta i bambini avevano paura del buio, ce n'erano alcuni che avevano paura del buio, devo dire che non accade più tanto, però invece la magia del teatro prende sempre, è una cosa che ricordano. Ormai noi abbiamo cresciuto generazioni, per cui sì. Anche ci è capitato di impiegare persone che a loro volta erano, perfino il nostro direttore, che non è così in là con gli anni, è stato un nostro spettatore da bambino, come delle nostre maschere anche, quindi certo. È veramente, sono più generazioni ormai che hanno così potuto godere degli spettacoli di teatro per ragazzi, che sono una grande palestra per gli attori e una grande soddisfazione anche per chi li produce, li distribuisce, li porta in giro per l'Italia, perché piacciono, incantano. Abbiamo trovato anche questa forma del teatro danza con una bravissima Irene Ferrara che viene dagli Ararea, che fa con noi gli spettacoli insieme a Enze De Rose. Ce ne sono varie tipologie, diciamo, di spettacoli più grandi, certo. Più piccoli, ma insomma anche lì una sperimentazione per quanto riguarda i linguaggi c'è e ci fa piacere. Allora anche questo, insomma, è un filone importante della vostra attività, sempre centrato per lo più nel Teatro dei Fabbri in questo caso, vero? O comunque, no, lo facciamo anche al Teatro Bobbio, ma naturalmente il teatro deve essere libero, per certo. Cui i domenicali lo facciamo quando non ci sono altri spettacoli, ecco. O dentro i nostri spettacoli, quindi quando è possibile ospitare il teatro per ragazzi all'interno di scene più grandi o ingombranti. Allora grazie a Livia Amabilino per essere stata con noi e l'aspettiamo la prossima settimana per le prossime anticipazioni sugli spettacoli del Teatro alla Contrada. Grazie. Grazie e buonasera a tutti voi.